pioggia, tra l'altro nella zona di Parona ieri abbiamo avuto circa 60 centimetri di acqua nella zona appunto ad ovest della città, che poi è defluita nel giro di 40-45 minuti, perché tra l'altro anche e soprattutto dopo quello che è successo domenica, con l'aiuto di tantissima protezione civile, vigili del fuoco, volontari, soprattutto in alcune zone sensibili della città abbiamo svuotato, ecco, questa è la zona di Parona, tutte le caditoie tombini, compresa questa dove vedete l'immagine, erano stati svuotati esattamente ieri mattina. Quindi voi capite che qui si tratta proprio della quantità d'acqua enorme che scende, che poi defluisce spontaneamente, proprio perché i tombini erano stati puliti e quindi defluisce spontaneamente. Se non fossero stati ripuliti i tombini sarebbe rimasta, avremmo avuto bisogno delle autopompe. Quindi l'intervento che deve essere fatto è un intervento strutturale. Io in questi giorni, proprio in costanza di quello che abbiamo subito domenica con Ubifragio, ho chiesto e sto lavorando non tanto e non solo per ottenere dei risarcimenti per i danni che sono stati subiti dai veronesi, che ripeto, l'ho detto tante volte, non è una richiesta, è un diritto, perché questa volta a costo di incatenarmi a Roma i soldi devono assolutamente arrivare, perché quello che avete visto determina un diritto ad essere risarciti. Ma sto chiedendo anche delle risorse importanti da investire in interventi che siano più strutturali, perché ripeto, la pulizia delle caditoie, la pulizia dei tombini è fondamentale e importante, ma se avete visto da quelle immagini, quei signori che nell'immediatezza stavano, e li ringrazio, se avete visto tiravano fuori dei sacchi pieni di rami e di foglie. Significa che c'erano appena stati puliti i tombini, semplicemente il temporale ha determinato col vento, lo staccarsi delle piante, delle foglie e di tutte le ramaglie che vanno immediatamente a riostruire il tombino.